Buonasera e benvenuti con l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi, mercoledì 3 maggio, apriamo il notiziario con due notizie sul mondo della droga. A Gerenzano un capannone era usato come centro di smistamento della cocaina e della chitamina importate dal nord Europa, mentre a Gorla Minore uno spacciatore uscito un mese fa dal carcere è stato arrestato nuovamente. In casa aveva 25 kg di stupefacente. Ci racconta tutto Luca Spriano. Un anonimo capannone di Gerenzano era il deposito e centro di smistamento di due distinte associazioni criminali legate all''ndrangheta che avevano importato dal nord Europa 645 kg di cocaina, 240 di hashish e 30 di chetamina. L'attività criminale è emersa nel corso di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia della Guardia di Finanza di Milano chiamata Money Delivery. La rete criminale riusciva a far arrivare camion pieni di stupefacente dai Paesi Bassi. I camion entravano nel capannone di Gerenzano e qui la droga veniva immediatamente distribuita, prima destinazione Milano. 40 le persone arrestate per aver creato un traffico di droga che dalla Lombardia aveva diramazioni internazionali. Tra gli arrestati anche i titolari del deposito gerenzanese. Operazione lampo della Polizia di Stato di Busto Arsizio invece in una casa di corte di via Durini a Gorla Minore. Ieri gli agenti hanno perquisito il locale dimora di un marocchino 38enne con precedenti per spaccio. Rinvenuti 21 kg di hashish, 4,5 di marijuana, 60 grammi di cocaina, un bilancino e 4.300 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio. Pontigli abusivi sul lago ad Angera. Un'azienda nautica è finita nei guai dopo un controllo della Guardia di Finanza. Il servizio è di Marco Croci. Il mese scorso i militari della sezione navale Lago Maggiore della Guardia di Finanza hanno concluso un controllo di polizia demaniale sulla legittima occupazione di un'area da parte di una società di Angera. Ebbene, in seguito al sopralluogo è emersa, oltre alla regolare occupazione dell'area in concessione, l'occupazione abusiva di altri 6.500 metri quadrati di lago in uso esclusivo, dove erano stati posizionati pontili galleggianti per l'ormeggio delle barche. L'importo dei tributi evasi è stato stimato in circa 300.000 euro. Al titolare è stato inoltre intimato di sanare al più presto la posizione, pena la decadenza della concessione rilasciata. L'attività svolta, spiegano ancora dalle Fiamme Gialle, si inserisce tra i numerosi servizi eseguiti dai reparti navali lombardi del reparto operativo aeronavale di Como, attraverso i poteri attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza anche in materia di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio dello Stato. Domenica era appena passata la mezzanotte quando in una pizzeria di Bodio Lomnago ha fatto irruzione una donna che ha iniziato a urlare dirigendosi verso la cucina. Il parapiglia creato ha permesso a un complice, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, di entrare nel locale, impadronirsi dei soldi custoditi in cassa, 3.280 euro, e fuggire non prima di aver puntato una pistola risultata giocattolo verso l'unica addetta rimasta nel ristorante. Ma i carabinieri hanno individuato l'auto usata per la fuga, hanno recuperato i 3/4 della refurtiva e hanno arrestato la coppia. Lui ora in carcere a Varese, lei a Monza. Ci spostiamo a Ornavasso in Piemonte, dove lungo la statale del Sempione un automobilista ha perso il controllo della propria auto, che è uscita di strada ed è precipitata rotolando in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere per recuperare il ferito, poi trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Il ministro Giorgetti è impegnato in questi giorni nella campagna elettorale per le ormai prossime comunali. Pasquale Martinoli lo ha intercettato a Venegono Superiore e ha parlato con lui di aumento degli stipendi. Ecco il video. Qui a Venegono Superiore per sostenere la campagna elettorale qua per le comunali. Nel frattempo ieri è stato un giorno importante col decreto lavoro, taglio del cuneo fiscale. In concreto cosa dobbiamo aspettarci? No, in concreto naturalmente i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione inferiore a 35.000 euro all'anno, uno sconto o meglio un premio in busta paga e più in generale una normativa che cerca di incentivare il lavoro e si collega all'eliminazione del reddito di cittadinanza così come era stato concepito
e quindi i sussidi soltanto a chi li merita, ma soprattutto proiettati a accettare le posizioni lavorative. E quindi noi pensiamo che questo sia da un lato un intervento giusto e sacrosanto per i lavoratori dipendenti a più basso reddito di fronte all'aumento del costo della vita, e dall'altro un incentivo ad accettare il lavoro e di non vivere semplicemente di sussidi per quelli che in qualche modo fino ad oggi godevano del reddito di cittadinanza. Sempre a Varese, ecco le proposte di Ascom per il PGT al microfono di Barbara Zanetti. Le immagini sono di agenzia Blitz. Marco Parravicini, fiduciario Ascom Varese. Quest'oggi è stato presentato un documento importante di proposte al futuro PGT del capoluogo. Che cosa dice in estrema sintesi questo corposo documento e perché lo avete redatto? È un documento molto importante perché è molto importante questo momento per la nostra città, perché con questo documento andiamo ad inserirci e a sollevare una serie di argomentazioni che determinano quello che sarà la nostra città nei prossimi 20 anni, ovvero la vocazione vera della nostra città. Ovviamente dal punto di vista del commercio, perché nel PGT è prevista per legge la possibilità di inserire anche un piano del commercio che vada a favorire questa tematica. E ancora Varese, dove come animale da compagnia ogni tanto un uomo ospitava un cinghiale che faceva capolino dal bosco ed entrava nella sua proprietà. L'ungulato evidentemente si era affezionato tanto che giocava con i bambini ed era mansueto quasi come un cagnolino. Purtroppo però questo scenario bucolico ha fatto passare dei guai con la giustizia al varesino, al quale è stata contestata la contravvenzione prevista dall'articolo 6 della legge 152 del 1990 perché deteneva nella sua abitazione un cucciolo di animale selvatico. Per sua fortuna, prima del processo il reato è stato depenalizzato, per cui l'uomo se l'è cavata con una semplice multa. Il cinghiale, invece, è stato affidato a una fattoria di Casale Litta nel dubbio che non fosse più in grado di essere autosufficiente. La chiusura è con gli spettacoli. Diego Pisati era per noi al MIV in occasione della proiezione del film Ferite, il servizio con le immagini di agenzia Blitz. Daniele Marcheggiani, il cinema, una passione nella tua vita, non arrivato prestissimo, ma poi con grande intensità. Sì, esattamente. Io praticamente mi sono avvicinato a questo mondo esattamente 6 anni fa. Quindi fino a 6 anni fa era una passione che avevo solamente, come dire, nel cassetto e non ho mai esercitata. 6 anni fa ho detto no, è una passione che voglio esercitare. È iniziata così e da lì è nato, devo dire che mi sta dando delle grandissime soddisfazioni. Questo è il 6º film, di cui 3 come protagonista, in più altri una trentina di set fra spot, cortometraggio e quant'altro, quindi devo dire che sono contentissimo, ma spero che poi il risultato sia piacevole per chi lo guarderà. Bene, con questo è tutto. Come sempre l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata!